Eccoci qui cari telespettatori, sostanzialmente questa è la puntata di inizio anno per quel che riguarda gli appuntamenti di approfondimento con FNP CISL e quindi incominciamo con i nostri ospiti a farvi raccontare quelle che sono le novità per l'anno nuovo, il 2026, sotto il profilo previdenziale ma anche fiscale. E allora, con i nostri ospiti che sono Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP CISL del Veneto, coordinatore del Dipartimento Previdenza dell'FNP del Veneto, ben arrivato. Buonasera. E in questa prima tranche con Jacopo Arca, direttore responsabile dell'INAS CISL del Veneto, Buonasera. Grazie, affrontiamo il primo tema relativo alla previdenza. Poi, dopo la pubblicità, quindi ci continuate a seguire ovviamente, avremo Riccardo De Stefani, responsabile fiscale CAF CISL Padova e Rovigo, e parleremo delle novità per quel che riguarda la fiscalità, la casa, i redditi e tante altre cose, per cui dovete stare attenti dall'inizio alla fine. Giancarlo Pegoraro. Quindi... Allora, no, io ricordo brevissimamente l'ultima puntata del 2025 dove avevamo introdotto la nuova finanziaria. Devo dire, ahimè, ai noi, tutto quello che avevamo detto è successo purtroppo per certi versi. Abbiamo, lo ricordo brevemente, una finanziaria che ci ha dato certamente delle luci, immagino lo sgravio IRPEF sugli stipendi e sugli stipendi medi, ricordo alcune altre cose, però va detto oggi come pensionati non siamo contenti di come è andata sulle pensioni, ma ricordo anche che avevamo e proponiamo continuamente la nostra consapevolezza, ma con tenacia la nostra richiesta di lavorare su una riforma delle pensioni che non si può fare in una legge finanziaria. Ci vuole un accordo di carattere generale con tutte le parti sociali, con il governo, con i governi, e se si vuole davvero riformare questo istituto che diventerà sempre più delicato perché l'invecchiamento della nostra società è veloce, dovremmo immaginare quindi non solo le pensioni di oggi, ma dovremmo immaginare come andare sulle pensioni del futuro e permettere che ci siano le pensioni. Quindi pensare ai giovani, alle pensioni integrative, alla contribuzione, al lavoro stabile, e queste cose non si fanno in una finanziaria. Noi continuiamo a dirlo. Ripeto, con tenacia insistiamo, non otteniamo sempre risultati, voglio essere molto chiaro, ma la nostra Confederazione sta insistendo consapevole, conscia e convinta che solo un patto generale potrà affrontare questi temi del futuro. Ciò non toglie che noi oggi siamo qui ad una finanziaria fatta, a un milleproroghe proposto come ogni anno che modifica sempre o fa slittare altre cose, e credo che abbiamo l'onere e anche l'onore di spiegare ai nostri rappresentanti, ma ai cittadini tutti, cosa c'è dentro e come può funzionare. In questo caso nella previdenza, detta come pensioni e detta come percorso tecnico, e naturalmente suggerendo alla nostra gente, ma ripeto ai cittadini che vogliono essere aggiornati, sentiranno che la questione è sempre più difficile, delicata, tutte le modalità di andare in pensione. Consigliamo fermamente di fare la verifica attraverso il nostro patronato, in questo caso che è l'INAS, per capire quali sono le convenienze, quali sono i loro diritti magari inespressi, e quindi è bene che vengano a trovarci. Da questo punto di vista io mi fermo qua, nel senso che è bene ascoltare il mio collega. E quindi direttore. con dubbi, perplessità, prenotatevi un appuntamento. Assolutamente, attraverso i pensionati e attraverso il nostro patronato. E allora entriamo nel merito. Come si andrà in pensione prossimamente 2026, poi vedremo di anno in anno. Certo. E quindi le novità. Che cosa c'è ancora e cosa non c'è più?
Beh, allora, io partirei intanto da ciò che è stato abrogato, così facciamo anche un po' di chiarezza rispetto a cosa è oggi e quali sono oggi le possibilità di accedere alla pensione. Sono state abrogate sicuramente l'opzione donna. Quindi non c'è più? Abrogato vuol dire che non c'è più. Non c'è più l'opzione donna, era già stata esacerbata un po' anche nei requisiti, per cui adesso invece non c'è proprio più possibilità di poterla chiedere, e la quota 103, che era un'altra possibilità di anticipo pensionistico rispetto all'età anagrafica. Una specie di scivolo, diciamo, anticipato. Esatto, quindi queste sono state cancellate. Tra l'altro è stata anche abrogata una proposta di norma legata alla finanziaria precedente del fatto di poter utilizzare la previdenza complementare insieme alla pensione ordinaria per poter avere diritto a una pensione anticipata. Quindi non è più al vaglio, ecco, questa normativa, per cui oggi rimaniamo, diciamo così, in regime ordinario, però come vedremo anche con degli aumenti previsti da questa finanziaria. Teniamo presente che questi aumenti sono previsti a partire dal 2027. Quindi si parla di un biennio 2027-2028 in cui aumenta il requisito per poter andare in pensione. E infatti noi vedevamo prima nella scheda la parte, guardando sulla destra, da una attention sostanzialmente che dice dal 2027 scatta l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita, quindi è stato portato dal 2020 al 2027, più un mese nel 2027 più 2 mesi nel 2028, quindi vuol dire, andiamo nella parte di là e spieghiamo un attimo. Allora, teniamo presente che ci sono due prestazioni pensionistiche fondamentali, che sono la vecchiaia e l'anticipata. La vecchiaia prevede di andare in pensione con l'età anagrafica e almeno 20 anni di contributi, mentre l'anticipata fa riferimento solo e unicamente ai contributi versati nella propria posizione. In questo caso, nella vecchiaia, l'aumento dell'aspettativa di vita è stato operato, o verrà operato, nell'età anagrafica. Quindi è un aumento di 67 anni, oggi è previsto come 67 anni, 67 anni più 1 o 67 anni più 2 a partire dal 2028. Mentre per la pensione anticipata, quindi ragionando solo sui contributi versati, ad oggi sono 42 anni e 10 mesi. Previsto quindi un mese in più nel 2027 con 42 anni e 11 mesi, poi aumento di un ulteriore 2 mesi a partire dal 2028. Quindi di fatto il requisito pensionistico si sposta in avanti di 3 mesi a partire dal 2028. Ecco, tanti chiedono, ma c'è un'equivalenza, cioè tra la persona che va prende la stessa cifra brutalmente, andare con la vecchiaia o con la pensione anticipata, cioè con i contributi versati, è la stessa cosa? È una domanda classica questa che viene fatta anche nei nostri patronati. Tutto dipende da cosa? Dipende da quanti contributi ho versato. Più contributi verso nella mia posizione, più la pensione è alta. C'è da dire però che le pensioni sono rivalutate al massimo quando io andrò con l'età di vecchiaia, perché solo per il fatto di un'età anagrafica avanzata fa sì che la pensione venga rivalutata maggiormente. Però se una persona, magari sommando i periodi di inerzia e tutto, arriva all'età anagrafica di 68 anni e ha 30 anni di lavoro, non gli basta. Diciamo che possiamo dire questo, a parità di contributi, quindi mettiamo una persona che abbia comunque maturato 42 anni e 10 mesi, se andasse a 64 anni avrebbe una determinata pensione, a 67 anni a parità di contributi avrebbe una pensione più alta. Quindi comunque l'età anagrafica incide. L'età anagrafica incide sempre, questo è importante ricordarlo, perché poi la pensione una volta che si cristallizza, quella è. Questa è la cosa fondamentale. Assolutamente. Perfetto. Allora, che cos'altro vediamo a questo punto? La previdenza complementare? Bene, la previdenza complementare diciamo che si è spinti un po' sul rivedere un attimo la normativa della previdenza complementare, tenendo presente, per dirlo a tutti quanti, insomma, che la previdenza complementare è il secondo pilastro della previdenza ed è quello che poi nel futuro aiuterà sempre di più le persone ad avere una congrua pensione, perché teniamo conto che col sistema di previdenza contributivo la maggior parte dei pensionati avrà una pensione più bassa rispetto a... Cioè, allora, per semplificare, la previdenza complementare è quella pensione privata che uno fa, qualcosa di privato, è una seconda pensione. È una seconda pensione che è divisa su previdenza complementare contrattuale, quindi legata al datore di lavoro che versa anche dei contributi, oppure è fondamentalmente privata, per cui aderisco a una banca, a un'assicurazione. In questo caso abbiamo la possibilità di versare dei contributi nella previdenza complementare e di avere una deducibilità di questi contributi versati fino a un massimo di 5.300 euro. Che è stato elevato, perché prima era 5.000. Esatto, è stato elevato
per far sì che io possa recuperare magari qualcosa in fase di fiscalità, in fase di 730. Mentre la parte principale, che è la novità di quest'anno, è quello del fatto che i neoassunti aderiranno automaticamente alla previdenza complementare, mentre prima era una scelta di adesione fatta dalla persona neoassunta, adesso invece è un'obbligatorietà. Semplicemente cambia il fatto che sarà il neoassunto in questo caso che dovrà decidere di revocare questa adesione automatica, mentre prima era il contrario. Certo. Non accedevo e dovevo esprimere la mia adesione. Ma con chi farla, eccetera, deve sceglierlo il neoassunto? Lo sceglie il lavoratore, anche se, devo dire la verità, ogni contratto nazionale prevede che ci siano dei fondi di previdenza complementari specifici per il comparto. Certo. Metalmeccanico, insomma, o di altra natura, ecco. Flessibilità in uscita, cosa vuol dire? Flessibilità in uscita vuol dire che in realtà parliamo di sgravi da questo punto di vista e parliamo di lavoratori che possono accedere alla previdenza complementare, diciamo così, anticipando l'erogazione economica della prestazione. Hanno cambiato, diciamo così, le percentuali di erogazione del fondo, perché ci sono delle regole ben specifiche in cui io non posso chiedere in qualsiasi data tutto. Ci sono dei limiti, questi limiti diciamo che sono stati ampliati per possibilità appunto di accedere prima a una prestazione economica. Poi si parla di TFR, trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego, perché? La questione del TFR del pubblico impiego è una questione annosa, molto dibattuta nei mesi scorsi, negli anni scorsi, perché sappiamo che c'è una dilazione di tempi molto ampia per il pubblico dipendente che cessa l'attività lavorativa, va in pensione, poi spetterebbe il trattamento di fine servizio o di fine rapporto. In questo caso hanno cercato di ridurre le tempistiche di erogazione di questo trattamento, per cui si va un po' sul tecnico in questo caso, mentre prima io, dipendente pubblico, sono pensionato, con la pensione anticipata avrei dovuto aspettare 2 anni per poter accedere al trattamento di fine servizio. Da quando? Da quando parte la pensione. Certo. In questo caso invece viene adottata una modifica per cui io ho i 24 mesi, quindi i 2 anni decorrono da quando io maturo diritto alla pensione. Cosa cambia? Per cui se una persona continua a lavorare, superando quindi i famosi 42 anni e 10 mesi, in questo caso i 24 anni decorrono da quando io lo maturo fittiziamente. Quindi un po' prima, insomma. Quindi anticiperei. Però bisogna sempre sapere che nel pubblico impiego sono i 2 anni di attesa. Sono 2 anni di attesa. Che uno non si faccia magari strane idee, cambiare casa, eccetera. No, perché non è... Noi diamo tutto per scontato, poi parlando con le persone, giustamente, uno non lo sa. Sì, l'unica modifica, se posso mettere un piccolo inciso, hanno anticipato la tempistica di erogazione per chi va in pensione di vecchiaia, perché in questo caso sarebbero stati 12 mesi, adesso è stato portato, se non sbaglio, a 8 mesi di... insomma, hanno ridotto un po' le tempistiche da questo punto di vista. Sì. Parliamo, c'è anche il discorso degli ammortizzatori delle prestazioni, no? Sì. Certo. Diamo 2 parole per capire un attimo dove, che poi se voi rientrate in una di queste categorie, questo è solo un incipit per farvi stimolare, dire aspetta che do un'occhiata, faccio del bene alla mia situazione e vado a farla controllare la pensione. Prego. Do 2 indicazioni specifiche che sono anche per la maggior parte dei lavoratori che devono accedere agli ammortizzatori sociali. Parliamo della NASPI, quindi la vecchia disoccupazione. Quindi io cesso l'attività lavorativa, ho diritto alla NASPI. La NASPI prevede anche che se io intraprendo un'attività lavorativa autonoma posso richiedere l'anticipo di tutta la prestazione economica. Quindi non devo aspettare mese per mese che mi venga erogata, ma posso avere un anticipo totale. In questo caso hanno limitato questo anticipo totale in questa modalità: pagamento suddiviso in 2 rate, di cui la prima prevede il 70% dell'importo, dopodiché il 30% rimanente verrà erogato solo dopo 6 mesi. Però attenzione, perché il lavoratore che intraprende un'attività lavorativa autonoma e poi chiede l'anticipo, per i 2 anni teorici di fruizione di questo ammortizzatore sociale non deve intraprendere attività lavorativa dipendente. Perché se per caso in questo periodo dovesse intraprenderla, viene richiesta indietro dall'istituto la somma già erogata. Che è già stata erogata, questo è importante saperlo. Questo è molto importante. E ci sono 30 giorni di tempo per richiedere questa prestazione da quando io inizio l'attività lavorativa autonoma.
Quindi anche delle tempistiche molto stringenti e consiglio assolutamente di recarsi al patronato, Sì, di venire ai nostri patronati per fare la domanda, assolutamente sì. E poi abbiamo il settore spettacolo, modifiche nei requisiti dell'indennità di discontinuità, praticamente i classici lavori che vengono a chiamata per un tempo limitato, esatto, eccetera, anche qui. Sì, i lavoratori dello spettacolo hanno una specificità particolare, per cui una prestazione di indennità specifica hanno ridotto le modalità di accesso, mentre servivano più di 50 giornate nell'anno precedente, adesso le hanno ridotte a 15/30 negli ultimi 2 anni, quindi diciamo che la modalità di accesso è un po' agevolata da questo punto di vista. Allora, poi vabbè, se c'è stato un piccolo incremento anche per la pensione minima, quella famosa di 1.000 euro, ma questa è una cosa veramente minima. Esatto. 2 parole per quel che riguarda la genitorialità e il welfare. Sì. Allora, è importante intanto specificare sul congedo parentale. Ricordiamo il congedo parentale e la vecchia maternità flessibile, certo, i famosi 6 mesi dopo la maternità obbligatoria. In questo caso è stato aumentato l'arco temporale in cui io posso fruire di questo congedo, perché ricordiamo sono sempre massimo 6 mesi, più ulteriori mesi se li richiedono entrambi i genitori. Prima fermo fino a 12 anni di vita del bambino, adesso è stato ampliato fino a 14 anni di vita del bambino. Okay. Non è aumentato il numero di mesi fruibili, ma l'arco temporale in cui posso fruire di questo congedo. Ricordiamo inoltre che il congedo parentale adesso prevede il pagamento all'80% per i primi 3 mesi, mentre prima era fermo al 30%. Poi, siccome siamo praticamente prossimi alla chiusura, alla pubblicità, si parla di sostituzione maternità, c'è un prolungamento possibile su richiesta? Sì, un prolungamento, esatto, fino al compimento dell'anno del bambino, la possibilità di avere un affiancamento per sostituzione appunto delle maternità. E poi l'assegno di inclusione, l'ADI, che è stato eliminato il mese famoso di sospensione. Sì, questa è una cosa importante, nel senso che tra un rinnovo e l'altro dell'assegno di inclusione vi era sempre un mese di stacco, quindi non veniva erogata la prestazione. Adesso perlomeno anche questo mese verrà indennizzato in quota però al 50% rispetto allo spettante. Quindi ecco. anche in questo caso qua bisogna stare un po' attenti. Esatto. Allora, detto questo, dopo vabbè, ci sono altre particolarità, ma voi se avete dei dubbi, pensate di rientrare in alcune delle categorie perché per varie ragioni vi conviene andare a chiedere. Andiamo in pubblicità, ringraziamo naturalmente Jacopo Arca di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Parleremo adesso di fiscalità e quindi anche qui un tema molto importante, molto delicato. Pubblicità qualche secondo.